Un amico mi ha detto, se vuoi fare una rivoluzione devi prendere le armi. No, non sono d'accordo e ti spiego anche il motivo. Allora, oggi la rivoluzione in Italia è possibile se non vogliamo continuare ad avere uno Stato così invadente, se non vogliamo avere uno Stato così vessatore e se non vogliamo rimanere succubi di questo tipo di democrazia centralista. Ora, cerchiamo di spiegarlo con i numeri. In Italia ci sono circa 60 milioni di abitanti, i pensionati sono 18 milioni, circa ovviamente, gli invalidi sono circa 3 milioni, gli accompagnatori degli invalidi sono circa 2 milioni, i ragazzi tra i 0 e i 18 anni, studenti comunque in generale, sono 11 milioni, i disoccupati, compresi anche coloro i quali percepiscono il reddito di cittadinanza, sono 2 milioni e 600 mila, i dipendenti pubblici sono 3 milioni e 600 mila. Se noi andiamo a tutte queste persone qui, o sono percettori di reddito, quindi comunque hanno di che mangiare tanto o poco, oppure sono, come dicevo prima, dei ragazzi che comunque in questo momento sono a casa con i genitori. Allora, se noi sommiamo questi e andiamo a togliere 60 milioni di abitanti, rimangono circa 20 milioni di persone. Questi 20 milioni di persone, per deduzione logica, sono produttori di ricchezza, quindi sono persone che lavorano nel commercio, nell'artigianato, nelle attività, quindi creano ricchezza. Questi percettori di ricchezza, anzi questi produttori di ricchezza, però sono divisi in due. Ci sono i dipendenti e le partite IVA. I dati analitici dicono che indicativamente le partite IVA in Italia sono 5 milioni. Sta a significare che i dipendenti delle partite IVA sono 15 milioni. Tradotto in parole povere, e vediamo la seconda slide, le partite IVA che sono 5 milioni che creano gettito fiscale reale, a differenza di un dipendente pubblico che crea un gettito di tasse virtuale perché è un giroconto dello Stato. Cosa servono questi 5 milioni di partite IVA? Servono per pagare le pensioni, ma in senso generale tutta la spesa pubblica, compresi i politici, i dipendenti pubblici e il reddito di cittadinanza. Perché, come sapete, i soldi non si creano dal nulla. In più, lo Stato non ha più la possibilità di battere moneta, quindi i soldi che girano nelle tasse sono quelli creati da questi 5 milioni di partite IVA. Se noi oggi, noi inteso come 5 milioni di partite IVA, decidiamo di non pagare le tasse, o meglio, di pagarle all'ultimo giorno utile possibile, anche con un minimo di mora, tutto il sistema Italia va in default. Allora a questo punto è vero che tutti questi iniziano ad incazzarsi e non accettano più questo tipo di sistema Italia che è fallimentare e assolutamente non più contenibile da questi 5 milioni di partite IVA. Fino ad oggi l'Italia non ha avuto nessuna rivoluzione perché sono troppi che comunque portano il piatto di pasta in tavola senza la fatica di una partita IVA. Partita IVA, se vogliamo cambiare l'Italia non dobbiamo fare niente di particolare. Dobbiamo posticipare il pagamento delle tasse. Il sistema va in default e si può ricominciare da capo.